Il nostro istituto è caratterizzato da una forte attenzione alle reti internazionali ed è proprio per questo che 1 anno e qualche mese fa abbiamo accettato la sfida di partecipare e di organizzare un concorso di idee per la realizzazione di un padiglione da collocare all'interno del nostro parco, accogliendo in istituti i ragazzi del professor Thorsten dell'Università IU di Berlino. Con oggi finalmente abbiamo questo nuovo spazio che sarà un luogo di pensiero, sarà un luogo di relazioni dove i nostri ragazzi, i genitori e chi frequenta i nostri spazi potrà trovare modo e tempo di creare nuove relazioni e tessere nuovi modi di vivere il nostro parco. ThinkSpace is about having a place where you could meet and come together to, let's say, have a rest or talk with other people about things that are on your mind. 20 competition entries were made by students from all over Germany, and we choose this pavilion because it offers the most versatile and intelligent solution to what we had in mind when we did the competition. We asked ourselves a straightforward but essential question: how does AI actually work? Yes, and when we dive into the topic, we found really fascinating answers of how AI works, how it learns, and so we come to our idea that we want to deconstruct and construct something like AI. We tried to adapt this to our ThinkSpace, so the learning of AI. So we reconstruct a cubic and also a staircase and put it back together in another form. The question nowadays is not if we use AI, it's how we use AI. Il progetto ThinkSpace si inserisce all'interno della partnership tra Istituti Filippin e 593 Studio. È un passaggio importante che segna l'inizio di una collaborazione che ha incluso diversi altri attori a scala nazionale e internazionale, cercando di focalizzare temi come architettura, sostenibilità, inclusione sociale in un percorso progettuale puntuale che ha coinvolto i giovani. Crediamo che questa sia stata un'occasione importante per segnare una presenza tangibile all'interno di un territorio di quello che può essere un nuovo modo di collaborare tra le realtà professionali, istituzionali e realtà anche economiche in una sorta di processo di medio e lungo termine di formazione e di ricerca.